Buongiorno e buon Natale, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Morti 116 migranti nell'ennesimo naufragio del 2025. Alarm Phone conferma la tragedia che sarebbe avvenuta poco dopo la partenza dalla Tunisia. A Palermo un fucile antico in un cassonetto, questa è la versione fornita dal giovane autore del ferimento di Valentina Peonio. Gli investigatori lavorano ai riscontri della confessione. E sempre a Palermo cresce l'insicurezza, anche i giovani hanno paura di uscire la sera. La città prova comunque a reagire grazie alle iniziative di Don Di Marzo per i bimbi bisognosi. A Messina invece demolite 17 baracche di via Quinto Ennio in zona Gazzi, lunedì il completamento dei lavori per liberare l'intera area. Nei giorni di festa la tavola diventa protagonista, all'insegna del bon ton. A Sicilia 24 i consigli di esperti di storia della gastronomia e anche di Galatea. Ad Agrigento, al Teatro Pirandello, la prima assoluta della Suite Empedocle, un'opera che unisce musica, identità e attualità. Calciomercato, puntellare la mediana è l'obiettivo del Catania per il prossimo mercato di riparazione. E in Serie C, in casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie ed il rischio penalizzazioni per entrambe. Di nuovo una buona giornata e un buon Natale dalla redazione. Adesso cominciamo il nostro telegiornale, ahimè purtroppo con l'ennesima tragedia del Mediterraneo. 116 migranti hanno perso la vita in un naufragio al largo delle coste libiche, erano dirette verso l'Italia e l'Europa. Un solo sopravvissuto poche ore dopo la partenza, le condizioni meteo sono peggiorate improvvisamente, questo ha raccontato. Sentiamo e vediamo il servizio. Una tragedia di proporzioni gigantesche. 116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Lo comunica Sea-Watch Italia. I migranti, secondo quanto reso contato, erano partiti giovedì scorso. La conferma del naufragio, che sarebbe avvenuto poco dopo la partenza al largo della Tunisia, è arrivata nel pomeriggio da Alarm Phone. Alle 14 del 19 dicembre l'organizzazione di emergenza era stata informata di un'imbarcazione partita da Zuara la sera del 18 dicembre, con a bordo 117 persone. Alarm Phone afferma di aver ripetutamente tentato di contattare il natante tramite telefono satellitare ma senza successo. Abbiamo allertato la Guardia Costiera e le ONG competenti pur non avendo una posizione GPS, scrivono in un comunicato. La sera del 21 dicembre, continua il racconto della Sea-Watch, abbiamo ricevuto informazioni secondo cui alcuni pescatori tunisini avevano trovato un unico sopravvissuto su una barca di legno. L'uomo avrebbe dichiarato di essere partito da Zuara 2 giorni prima e di essere l'unico sopravvissuto. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza le condizioni meteo sarebbero peggiorate drasticamente, provocando il naufragio. L'ennesimo naufragio che allunga la scia di morti nel Mediterraneo. Secondo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, almeno 1200 persone sono decedute o risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio di questo 2025. E adesso siamo a Palermo, un fucile antico trovato in un cassonetto. È questa l'arma con la quale è stata ferita nella notte fra sabato e domenica Valentina Peonio. Gli investigatori stanno lavorando ai riscontri della confessione di Giuseppe Calì, il giovane che ha sparato e adesso si trova in carcere. Manlio Viola. Un vero e proprio fucile d'epoca del 1800, mai registrato e poi buttato via in un cassonetto. Sarebbe questa l'arma con la quale Giuseppe Calì, il 21enne del Borgo Nuovo, avrebbe sparato a Valentina Peonio, la 33enne, ferita alla schiena e ad una spalla da una rosa di pallini da caccia nella notte del 21 dicembre in piazza Nasce a Palermo. Racconta di averlo trovato nel cassonetto in cui era stato gettato via quel vecchio fucile da caccia del 1800 Calì, di averlo poi portato per mostrarlo alla cugina e che il colpo sarebbe partito per caso. Le ragazze invece, la donna ferita e la sua amica Jessica, raccontano di aver visto il fucile e di aver accelerato il passo per andar via, ma Valentina veniva raggiunta subito dopo dal colpo sparato da Calì. Calì si avvicinava, chiedeva scusa, Jessica lo afferrava, lo strattonava, gli dava addirittura uno schiaffo tentando di togliere le chiavi dall'auto per non farlo scappare, ma la cugina di Calì lo incitava ad andare via. Qui ti arrestano, gli diceva. Mentre fuggiva, un altro passante scattava una foto alla targa dell'auto. Adesso Jessica nega di essere
essere mai stata la fidanzata di una delle vittime della strage di Monreale, come si è detto, anche se le dichiarazioni rese alla polizia vanno in un'altra direzione. Calì adesso è in carcere, l'accusa è di porto abusivo di arma clandestina e lesioni personali. Dalla ricostruzione dei fatti dipenderà se questa accusa diventerà lesioni volontarie o addirittura tentato omicidio. Intanto oggi a Palermo i carabinieri hanno arrestato un 41enne, ancora una volta per detenzione di armi clandestine. Una vicenda ben distinta da quella di Piazza Nascè, ma che testimonia quante armi continuano a circolare in città. E restiamo a Palermo, dove tra zone rosse e periferie in difficoltà si vive con ansia il clima di festa. L'ultimo episodio di violenza, l'abbiamo appena sentito nel servizio andato in onda, si riflette proprio anche sulla vita della Movida, che è anche nei quartieri periferici. Ma vediamo, facciamo il punto in questo servizio di Marco Gullà. Antivigilia di Natale, Palermo ieri sera nella fascia delle zone rosse si presentava così. Pochissimi giovani in giro, pattuglie a presidiare gli angoli della Movida, locali praticamente vuoti. Il titolare di un pub del centro storico a microfoni spenti ci dice: dopo l'episodio di sabato scorso abbiamo avuto un ulteriore calo, non esce più nessuno, i ragazzi hanno paura, ci dicono: ma perché devo rischiare di morire per bervi un drink? Un clima di sofferenza, quello che si respira in città alla vigilia di Natale. La paura è ormai bagaglio fisso di tanti giovani che vogliono uscire alla ricerca di divertimento e relax. Una vigilia particolare anche nelle periferie, dove si prova tramite eventi natalizi a rendere meno pesanti alcune piaghe che incidono quotidianamente sui quartieri come lo Sperone. Tra spaccio di droga e alta percentuale di disoccupazione, il parroco Don Ugo Di Marzo ha organizzato diverse manifestazioni per regalare un Natale più sereno, soprattutto ai bambini. Qui siamo nella parrocchia del quartiere, donati giocattoli e dolci ai piccoli più bisognosi, un modo anche per sottolineare che la periferia è parte della città. Tante altre iniziative ci saranno, abbiamo avuto Roda Club con i buoni carne per la Caritas, altre iniziative di solidarietà che non vogliono certo cancellare il problema delle periferie. Siamo consapevoli che il problema resta, che c'è una sfida in corso, che è quella di fare crescere diversamente questi bellissimi luoghi che sono le periferie delle nostre città, chiamate da Papa Francesco periferie esistenziali, ma che possono diventare centri di vita nuova se l'intera città li vive come parte propria, bisognosa di cura e di attenzione. Da Palermo adesso andiamo a Messina, quasi libera la baraccopoli di via Quinto Ennio. Da lunedì le ultime demolizioni, le famiglie già trasferite nei 60 alloggi di Fondo Basile. Francesco Triolo. Con la demolizione delle ultime 17 baracche, quasi libera la baraccopoli di via Quinto Ennio a Messina. Su quell'area a ridosso del viale Gazzi restano adesso solo 3 baracche che le ruspe dell'impresa Cericola butteranno giù da lunedì prossimo, così da ultimare le operazioni entro il 31 dicembre come previsto. Un impegno che la struttura commissariale guidata dal presidente della regione Renato Schifani e dal subcommissario di Messina Santi Trovato aveva chiesto venisse rispettata dopo l'avvio dei lavori di costruzione dei 60 alloggi a Fondo Basile. In quella baraccopoli risiedevano sino a poco tempo fa 31 nuclei familiari che sono stati trasferiti proprio in quelle nuove abitazioni. Le demolizioni sono iniziate lo scorso 27 novembre e in un mese si è arrivati alla liberazione di tutto quello spazio. Adesso l'area è destinata a diventare un prolungamento di via Don Blasco con un collegamento alla strada statale e ospiterà nuovi spazi verdi con un grande parco urbano nell'ambito del progetto di riqualificazione prevista dalla legge speciale sul risanamento. E adesso vi raccontiamo la storia di una famiglia che è riuscita a salvare la propria abitazione. C'era un mutuo che era diventato insostenibile, la casa finita anche all'asta, poi la svolta in tribunale. La famiglia di Enna, una famiglia con un solo reddito, è riuscito, come detto, a salvare la propria abitazione grazie anche alla legge sul sovraindebitamento. Sentiamo Gerry Italia. Una famiglia monoreddito, 2 figli, problemi di salute e spese mediche crescenti, una situazione di fragilità che nel tempo si trasforma in una crisi finanziaria profonda. Il capofamiglia aveva acceso un mutuo per acquistare e ristrutturare casa, ma l'assenza di un secondo reddito e il ricorso a più finanziarie rendono il debito ingestibile. Le rate non vengono più pagate e la banca avvia la procedura esecutiva. La casa finisce all'asta, la prima va deserta e anche la seconda, ma alla terza, con il prezzo ormai ribassato, il rischio di perdere l'abitazione diventa concreto. Per la famiglia significa
trovarsi senza casa e senza alternative, non avendo altri beni da vendere. È in questa fase che entra in gioco la procedura di sovraindebitamento prevista dal nuovo codice della crisi. L'avvocato Salvatore Psaila avvia l'iter attraverso l'organismo di composizione della crisi di Enna. Il tribunale accoglie il piano di ristrutturazione del debito, ma la banca presenta opposizione e ricorre in Corte d'Appello, che però rigetta le richieste dell'istituto di credito. La sentenza diventa definitiva, l'asta viene bloccata, la casa salvata, la banca condannata anche alle spese. Per la famiglia significa restare nella propria abitazione e uscire da una condizione di totale precarietà. Questa famiglia oggi si ritrova per fortuna al sicuro, gli abbiamo garantito la casa, nonostante era all'asta e quindi per giunta alla terza asta, quindi gliel'abbiamo salvata. È stata praticamente la banca condannata anche alle spese, ovviamente, e devo dire che in questo caso questa famiglia adesso può trascorrere per la prima volta dopo un paio di anni un Natale sereno. Una vicenda che accende i riflettori su uno strumento giuridico ancora poco conosciuto, ma decisivo per molte famiglie sovraindebitate. Un percorso che non cancella le difficoltà, ma restituisce stabilità, dignità e tutela a chi rischia di perdere tutto. Una breve sosta e poi torniamo con le altre notizie. Sono di nuovo insieme, sono giorni di festa e allora ad Agrigento in ospedale nel reparto dei più piccoli in pediatria è arrivata la mototerapia per dare sollievo, un momento di gioia ai bimbi che sono in ospedale. La salute dei più piccoli passa anche dal sorriso. Per un giorno l'ospedale si trasforma in un luogo diverso, meno paura, più emozioni. I bambini diventano piloti per qualche minuto, salgono in sella, giocano, si distraggono dalla malattia. Un'iniziativa firmata dal team di Motor Life. Le due ruote diventano strumento di solidarietà, capaci di regalare normalità e spensieratezza a chi vive quotidianamente la corsia. I bambini si stanno dimenticando di essere in ospedale e, come ha ben detto il nostro primario, oggi c'è tanta gioia e felicità. Stiamo regalando con le moto momenti di adrenalina, i bambini non vogliono più scendere dalle moto e ci continuano a dire: ma quando venite, quando venite? Questo per noi è già vincere la nostra missione. Un'esperienza che ha coinvolto famiglie e personale sanitario. Un reparto dove si dovrebbe piangere per i prelievi, dove si dovrebbe piangere per le punture, le iniezioni, dove si dovrebbe piangere per quanto riguarda tutti gli accertamenti e le terapie che devono fare. Stranamente con il Motor Life i bambini sono tranquilli, anzi addirittura quasi non vorrebbero manco essere dimessi. Un gesto semplice ma efficace, perché anche un sorriso può diventare cura. Ieri sera il cenone, oggi il pranzo di Natale. La tavola diventa protagonista e allora cerchiamo di seguire quelle che sono le regole del bon ton proprio quando si sta a tavola e anche ovviamente il galateo dell'accoglienza in casa. Eva Spampinato. Le feste adesso sono davvero alle porte. Per chi le trascorrerà in casa con parenti e amici diventa protagonista il bon ton della tavola, l'arte di accogliere gli ospiti e preparare la mise en place. Dalla disposizione dei posti alla scelta delle stoviglie fino al galateo del brindisi. Ogni dettaglio è importante per rendere armoniosa la cena natalizia o di Capodanno. Per capirne di più abbiamo incontrato Elena Ladelfa, esperta di storia della gastronomia, e Sergio D'Arrigo, fine conoscitore di galateo ed etichetta. Con lui facciamo un tuffo nel passato, nei saloni di Villa Ardizzone, e riscopriamo regole e usanze senza tempo. Le regole sono tantissime e ci vuole veramente molta esperienza e un'enciclopedia. Naturalmente la prima cosa per accogliere gli ospiti è una mise en place, che però deve essere sempre non eccessiva, deve essere sempre misurata. Le posate vengono disposte ai lati del piatto, a sinistra e destra, in modo innanzitutto funzionale alla presa e poi seguono l'ordine delle pietanze. A sinistra le forchette, a destra il coltello con la lama rivolta verso il piatto e il cucchiaio. Ma soprattutto non devono mancare i fiori di stagione. La prima regola è mettere i commensali al posto giusto a tavola. L'ospite più importante sta alla destra, l'ospite in secondo grado sta a sinistra e poi, se è possibile, un'alternanza continua tra uomo e donna. Una volta disposti i commensali si prende posto. Prima ancora di respirare bisogna prendere il tovagliolo e
porlo sulle gambe e mai dire buon appetito. Si incomincia così, senza dire nulla. Sorriso, diciamo, con un sorriso. Le pietanze vanno servite da sinistra e ritirate da destra al momento opportuno. Quando ho chiaramente esaurito il mio pasto, io lascerò le posate in questa posizione, ovvero posizione centrale, la forchetta ad esempio con i rebbi rivolti verso l'alto e il coltello accostato. Brutte notizie per i fan del brindisi Caciarone. Secondo il Bon Ton, Va fatto con garbo e naturalmente senza mai fare tintinnare i bicchieri. in alto i calici dunque, e buon Natale a tutti. E adesso la musica al Teatro Pirandello di Agrigento, uno degli eventi più rappresentativi dell'intero programma di Capitale Italiana della Cultura, la prima assoluta della Suite Empedocle, un'opera che unisce musica, identità e attualità. Davide Sardo. Agrigento celebra la sua anima più profonda. Musica, pensiero, identità. Un omaggio solenne agli elementi di Empedocle che diventa uno degli eventi simbolo di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il Teatro Pirandello ha fatto da cornice ad una serata di grande valore artistico e culturale, nata dalla collaborazione tra Fondazione Agrigento 2025 e Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Cuore dell'evento, la prima esecuzione assoluta della Suite Empedocle, firmata dal compositore Gaetano Randazzo, un'opera in 4 movimenti che attraversa il pensiero del filosofo agrigentino, intrecciando memoria storica, identità contemporanea ed una riflessione sull'oggi fino ai grandi temi ambientali e alla crisi climatica. La suite entrerà in un programma crossover capace di unire opera lirica italiana e colonne sonore celebri. Sul palco l'orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini, diretta dal maestro Walter Anastasi. Ad Agrigento la cultura prende forma, suono e visione. È il momento di fare ancora una sosta, ci ritroviamo subito dopo con la pagina sportiva, parleremo di mercato per quanto riguarda il Catania, parleremo delle difficoltà di Trapani e Siracusa. C'è lo sport adesso, per il Catania sotto l'albero il primo posto, un primo posto che chiaramente va tutelato, va conservato, va garantito anche nel girone di ritorno. Proprio per questo motivo il club lavora per la campagna di riparazione, quella di mercato di gennaio, in considerazione del fatto dei tanti infortunati, soprattutto in mediana e anche sulla tre quarti, il servizio. Il fortino del Massimino dice 28, tanti quanti sono i punti conquistati in casa dal Catania, miglior difesa del torneo, 9 gol, 2 le sconfitte, meno di tutti, eccoli i numeri del Catania capolista, di una squadra che è sempre stata tra le prime 4 della classifica sin dall'inizio del campionato e solo in un passaggio dalla quinta alla sesta giornata è scivolata al quarto posto, poi sempre su a lottare tra le primissime. I gol, la difesa, detto dei 9 gol al passivo, sono stati subiti tutti fuori casa. Il Massimino è ancora inviolato, 0 gol subiti. I rossazzurri hanno anche segnato la media di 1,7 reti a partita, Conforte e Lunetta capocannonieri attuali, con 7 gol ciascuno, mentre Cicerelli, condizionato dall'infortunio, è fermo a 5. Numeri che testimoniano anche la capacità di andare a segno con diversi uomini, anche perché sono stati diversi i Catania che Mimmo Toscano ha dovuto schierare nel corso del girone d'andata, dove è andato incontro a diversi infortuni, assenze e squalifiche che non hanno mai dato davvero la sensazione di una squadra basata su un solo blocco. E la forza è stata anche questa, quella di un gruppo unito, coeso, variegato, che ha sopperito alle assenze importanti come quelle di Aloi e Cicerelli, oppure di Gherardi, squalificato per 4 giornate, assenze che stanno portando il club
a lavorare su nuovi innesti sul mercato invernale. I nomi sui quali il Catania proverà ad accelerare dopo Natale sono quelli di Emanuele Ghiabua, mediano, 24enne dell'Avellino, Andrea Vallocchia della Ternana, già cercato la scorsa estate, ma anche Palmiero, sempre dell'Avellino, e Carriero del Trapani, mentre per l'attacco l'obiettivo, si sa, è Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Le due squadre hanno già parlato tra loro, c'è da trovare solo l'accordo definitivo. Restiamo in Serie C per parlare di Trapani e Siracusa. Entrambe le società sono diciamo, alle prese con difficoltà legate anche alle penalizzazioni che potrebbero arrivare. Ma facciamo il punto in questo servizio di Sergio Colosi. In casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso del club Granata relativo alla penalizzazione di 8 punti, dopo il nuovo deferimento se ne attendono altrettanti, forse entro l'8 gennaio. A quel punto la classifica del Trapani cambierebbe anche tanto, dall'obiettivo play-off a quello di evitare la retrocessione. La ripresa degli allenamenti è fissata al prossimo 29 dicembre, ma sarà condizionata dal mercato. La società infatti ha stabilito di ridurre il monte ingaggi e alcuni big sono in partenza, richieste per Canotto, Negro e Ciotti, ma anche Fischnaller e Di Noia. La vittoria del Siracusa nel derby contro il Trapani con il primo clean sheet stagionale è stato un piacevole e intenso intermezzo in una fase complicata in cui i temi principali sono pagamento di stipendi, penalizzazione e calciatori in partenza. La società avrebbe versato un acconto delle 2 mensilità senza contributi previdenziali. Al Siracusa potrebbero essere tolti da 4 a 6 punti, vanificando così gli ultimi risultati positivi. Richieste per Alma, Ba, Molina, Parigini e Valente. L'incertezza sul futuro societario, come nel caso del Trapani, potrebbe accelerare le cessioni. Prossimi appuntamenti di campionato il 4 gennaio, Siracusa Salernitana e Trapani Casarano. È tutto, ci fermiamo qui almeno per questa edizione di Sicilia 24, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento alle 14, l'augurio a tutti voi ancora di un buon Natale.